Sempre più attuale il decreto sicurezza approvato in via definitiva dalla Camera, che con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, capopopolo di una protesta che sta raccogliendo numerose adesioni da altri colleghi sindaci ed amministratori, ha aperto un problema giuridico, politico, i cui rilievi sono ancora poco chiari. Il sindaco di Palermo ha disposto la sospensione per gli stranieri coinvolti dalla nuova legge, qualunque procedura che possa intaccare i diritti fondamentali della persona, con particolare ma non esclusivo riferimento alle procedure di iscrizione della residenza anagrafica. Orlando rileva come la mancata iscrizione anagrafica dei cittadini con permesso di soggiorno determinerebbe l'impossibilità di accesso ai servizi garantiti, come ad esempio la libertà di movimento, il diritto alla salute ed alle cure tramite il servizio sanitario e l'inviolabilità del domicilio. Il decreto sicurezza voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini restringe le possibilità di accoglienza degli stranieri e introduce una serie di nuove norme sulla sicurezza. Salvini sostiene che il decreto migliorerà la sicurezza dei cittadini e renderà più efficace la gestione dell'immigrazione. Molti altri invece sostengono che sia incostituzionale, che avrà effetti controproducenti, che farà aumentare il numero di stranieri che si trovano in situazioni di irregolarità nel nostro paese e che avrà effetti opposti a quelli promessi. Il sindaco di Agrigento, Firetto, ritiene che esistono le soluzioni per affrontare un decreto che si pone come violazione sostanziale dei diritti costituzionali. Agrigento è città della cultura che accoglie e lo è da 2600 anni. Si apra un dialogo con il Viminale per una soluzione rispettosa dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale. Sui tanti dubbi posti in essere dai sindaci, i prefetti potrebbero scendere in campo per verificare l'applicazione del decreto sicurezza ed i primi cittadini che non le applicano rischiano di finire denunciati. Lo strumento dell'ispezione prefettizia potrebbe essere messo in campo nei confronti dei sindaci disobbedienti che da Palermo a Napoli hanno detto chiaramente di non voler ottemperare alla legge sulla sicurezza in vigore da un mese, che introduce il divieto di iscrizione all'anagrafe per i richiedenti asilo. In caso di irregolarità palesi e reiterate da parte dei sindaci, i prefetti possono anche ordinare ispezioni straordinarie. Se individuano la mancata ottemperanza di un atto amministrativo alla legge, possono chiedere al sindaco la rettifica. Se questa non avviene, può configurarsi l'ipotesi di un reato che conseguente denuncia alla magistratura. Che quei poveretti di sindaci, penso a Palermo, a Napoli, a Firenze, a Reggio Calabria, a Pescara, che invece di occuparsi e preoccuparsi dei milioni di italiani in difficoltà per la casa, per il lavoro, per le liste d'attesa negli ospedali, per i reati che si moltiplicano, no. Orlando, De Magistris, Nardella, gli assessori di Milano, di Bologna, si preoccupano di dare documenti e diritti agli immigrati irregolari. È finita la pacchia, dico a questi sindaci che ne risponderanno ai loro cittadini, che gli pagano lo stipendio, ai loro figli, agli italiani che verranno, perché noi abbiamo già dato e accolto fin troppo negli anni passati. E se pensano di intimidire qualcuno, gli dico che hanno trovato il ministro sbagliato e il governo sbagliato. In migliaia mi state scrivendo in queste ore da Napoli, da Palermo, da Bologna, da Roma, da Milano, da Reggio Calabria, da tutta Italia, dicendo Salvini non mollare. Non si molla di un millimetro.